ristoratori aperti, la sfida degli esercenti che hanno aderito a Io Apro, scattate anche le sanzioni. Sottosegretario Variati, la protesta è comprensibile, violare la legge no. In contemporanea il flash mob organizzato da Veneto Imprese Unite, luci accese, staff nei locali aperti solo simbolicamente. DPCM, il Veneto arancione, stop alla sport dopo il 18 nei bar, si dovrà attendere il 5 marzo per le riaperture di palestre, cinema e teatri. Zaia, in Veneto le scuole superiori aprono il 1 febbraio solo se non ci sono rischi. Via libera alla ricerca sugli anticorpi monoclonali, l'annuncio del presidente di AIFA, possono essere una risorsa per curare i pazienti a casa. Tragedia lungo la 27 a Marino di Piave, furgone si schianta contro un mezzo pesante, muore un 72enne bellunese, una sola corsia aperta, pesanti disagi al traffico. Nuovo raid della banda che colpisce i distributori Kuwait usando una ruspa per scardinare le colonnine con i soldi. Nella notte 2 colpi a Motta di Livenza e Roncade. Un arresto e una denuncia per droga dei carabinieri durante i controlli anti-Covid. A Borso del Grappa ha scoperto un 26enne che pubblicizzava la sua attività di spacciatore sui social. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque, oggi il giorno del nuovo DPCM atteso che conferma il Veneto in zona arancione. Allora vedremo fra poco cosa questo comporterà, ma è anche il giorno della protesta di ristoratori e baristi, il doppio fronte di protesta. Chi ha deciso di tenere aperto anche già durante il giorno invitando i clienti a entrare, quindi facendo entrare i clienti, e poi l'altra protesta, quella invece che è in atto fra pochi minuti, organizzata da Veneto Imprese Unite, da Ascom, con la protesta simbolica, il flash mob dei ristoratori e dei baristi nei loro locali con le luci accese. 2 fronti di protesta, allora vediamo intanto il primo, quello di Io Apro, che è tuttora in corso in alcuni locali. A Montebelluna uno di questi esempi. La gente risponde che pur di venire fuori sono disposti anche a pagare 200 euro di multa pur di regalarsi una serata fuori. Raccontano con orgoglio della solidarietà dei clienti in questo ristorante di Montebelluna. Poter contare su una quindicina di prenotazioni per la sera gli ha dato la forza di aprire quest'oggi anche a pranzo, in quell'azione di protesta preannunciata da diversi giorni. Lo facciamo perché forse è arrivato il momento di tirare fuori la testa dalla sabbia e continuare a guardare avanti sempre a testa alta e non nascondersi dietro un filo di paglia. Che nello specifico è la sottile differenza tra chi deve tenere chiuso e chi invece può lavorare. Una protesta perché a fronte di altri paesi come la Germania, qui i ristoratori stanno continuando a pagare senza avere entrate. I conti a casa mia si fanno giustamente con quelle che sono le entrate e le uscite. In questo momento qua noi siamo disposti, io principalmente, a tenere chiuso fino anche all'inizio dell'estate, ma qualcuno deve aiutare chi in questo momento qua ha sempre avuto rispetto nei confronti di chi in questo momento qua mi governa. Porte aperte quindi intanto a chi è venuto a prendersi il pranzo, che commenta così la protesta. Cosa penso? Che è legittima. È legittima? Sì, troppa confusione. Poi il ritorno, seppur in piccolo, della clientela di sempre, rappresentanti e qualche autista, anche loro presenti rischiando in proprio 200 euro di multa, soprattutto per solidarietà. Perché limitare così tanto la ristorazione rispetto al fatto che potrebbe essere un reale luogo controllato molto più di tanti altri luoghi come i supermercati, i centri commerciali e quant'altro? Quindi io sono solo che favorevole a ciò che state facendo e vi sostengo. È una piccola forma di protesta per cercare di dare una svolta e un aiuto a questi amici ristoratori. Secondo lei cambierà qualcosa con questa protesta? No, non credo, però se non si inizia da nessuna parte mai si andrà da nessuna parte. E si rivolgeva proprio al titolare del ristorante di Montebelluna questa mattina, il sottosegretario all'interno Achille Variati, che era in collegamento in diretta con noi nella nostra edizione straordinaria, lanciando un appello poi anche per queste ore a tutti i ristoratori che aderiscono alla iniziativa Io Apro. Stiamo parlando di lavoratori, di imprenditori che sono massacrati da un tempo ormai lunghissimo per il quale a loro è stato chiesto di pagare un prezzo tra i più alti. Però la scienza, quegli scienziati che stanno accompagnando il governo nelle scelte, ci hanno indicato questa strada, cioè quella di
tenere chiuse ancora in questo momento largamente, tra l'altro in zona arancione totalmente, le attività di ristorazione, bar e così via. Perché? Perché lei ha detto: io penso di non fare male a nessuno se stasera aprirò per una mia iniziativa personale. Invece io la invito a riflettere, perché invece lei potrebbe fare del male a qualcuno. Perché se per caso qualcuno dovesse venire nel suo locale e attivare un'infezione, lei in quel momento avrebbe fatto del male, inconsciamente, senza volerlo, ma avrebbe fatto del male. Le iniziative di chiusura sono fatte per un bene collettivo. E se non facciamo questo, se non ci liberiamo quanto prima di questo virus, se non mandiamo avanti, non intasandoli, gli ospedali che devono portare avanti le vaccinazioni, che sono la vera speranza che ci risolverà definitivamente questa questione, se non facciamo questo abbiamo sbagliato. Le forze di polizia non potranno non prendere atto di questa disubbidienza. La protesta è comprensibile. Non esagerino, non vadano contro legge, perché è andare contro se stessi, contro il loro stesso futuro. È sbagliato. Facciano le proteste, perché le proteste sono più che comprensibili, ma si fermino, non vadano contro la legge. Questo non potrà essere permesso. Lo stesso Lucio Zanato ci ha poi raccontato nel telegiornale del Veneto di un altro ristoratore della Marca in diretta mentre serviva ai tavoli i suoi clienti, l'osteria Vettoretti a Crevada di Conegliano, e poi il caso già raccontato in questi giorni della barista di Castelfranco e Montebelluna. Siamo andati a Castelfranco oggi per vedere com'era la situazione. Si ricomincia. Sono felice. Io apro è il grido che unisce tutti. Qualcuno ha alzato solo le saracinesche, altri invece, come Elison Cavallin, hanno aperto sul serio. Senza paura di prendere denuncia e sanzione, questo bar di Castelfranco Veneto ha deciso di servire i clienti al bancone. La misura è colma, io non ce la faccio più, con incassi così bassi, devo pagare l'affitto, le mie spese continuano e gli incassi non ne ho. Qual è la soluzione? Più che disperazione sono triste e avvilita. Qualcuno entra e ordina 2 caffè, ma solo per asporto. La paura di trasgredire, di prendere una multa è tanta, altri clienti invece non si fanno nessun problema. Sì, sono molto solidale perché so che tipo di spese hanno, cosa costa vivere, e se posso dare una mano lo faccio più che volentieri. Anche lei è a rischio multa? Veramente sono disposto a rischiare per poter dare una mano a persone che si impegnano e vogliono lavorare. Elison, posso chiederti un tramezzino prosciutto e funghi? Certo. Grazie. Sa che non dovrebbe essere aperto il bar? Lo so, ma io la vedo come la signorina perché non sta lavorando nessuno e non è una situazione in cui si può continuare così, bisogna che si lavori. Posso avere 2 spritz? Certo, subito. Sì, so di essere a rischio, però lo faccio per Elison e comunque trovo che sia ingiusto quello che stanno facendo, perché diciamo che fa tutto secondo le norme, diciamo. Se abbiamo la distanza, abbiamo le mascherine, non trovo giusto che debba restare chiusa. E qualcuno ha deciso in barba a norme e divieti di venire anche da lontano pur di portare la sua solidarietà. Io sono qui per la prima volta oggi, ho fatto 20 km di strada per solidarizzare con le ragazze che oggi tengono aperto. L'inevitabile alla fine è arrivato, la polizia ha effettuato un controllo, ma la multa non è scattata perché non c'erano clienti che consumavano. Le forze dell'ordine hanno verbalizzato la loro ispezione e prima di andarsene hanno avvisato che faranno altri controlli. Elison ha il telefono, però non cambia idea. Io continuerò lo stesso la mia battaglia, l'ho iniziata e la porto a termine. E poco fa la stessa Elison ci ha avvertito che la multa è arrivata, un altro controllo e la multa è arrivata, come era evidentemente prevedibile. Vedo in collegamento il nostro Lucio Zanato a Treviso, perché adesso parliamo invece fra pochissimo del secondo fronte di protesta, cioè la protesta simbolica, il flash mob, ma lo facciamo, resta lì per 30 secondi, lo facciamo subito dopo 30 secondi di break. Rieccoci allora in diretta, Lucio Zanato a Treviso, a te.
Buonasera ai telespettatori del telegiornale di Treviso di Antena 3. Alle 18:30 abbiamo raccontato un ristoratore che ha aperto il suo locale con dentro le persone, gli ospiti, ed era a Crevada. Ci siamo spostati a Treviso, come vedete i tavoli sono tirati su, le sedie non ci sono, ma perché? Perché il tipo di protesta che c'è qui con Andrea Aiello è sostanzialmente diversa. Voi cosa avete deciso di fare intanto? Esatto, la nostra protesta è simbolica, quindi noi questa sera andremo a simulare appunto un'apertura. I nostri dipendenti ci aiuteranno a riempire il locale in maniera sicura per far vedere che comunque qualora tornassimo in zona gialla saremo pronti a riaprire in sicurezza tanto a cena quanto possiamo già farlo a pranzo. Ovviamente questa nostra protesta arriva al termine di 3 giorni in cui abbiamo incontrato tutte quante le prefetture del Veneto per chiedere che portino le nostre istanze al governo, prima su tutte indennizi veri e poi appunto poter lavorare anche a cena qualora tornassimo in zona gialla. Ecco, questa protesta è una protesta sostanzialmente nazionale, cioè cendono tutti alle 8. Esattamente, noi facciamo parte di una confederazione, Tutela Nazionale Imprese, e con altre 15 associazioni regionali portiamo questa protesta in quasi tutte quante le regioni d'Italia questa sera. Allora, se sei d'accordo Nicola, noi a questo punto ti diamo la linea e la riprendiamo pochi minuti prima che vengano accese le luci di questi locali per dimostrare che si può aprire. Perfetto, benissimo. Allora tu quando stanno per accendere ci richiedi la linea. Perfetto, grazie mille, grazie a Lucio Zanato. Allora, non solo bar e ristoranti, anche apertura simbolica di una palestra, per esempio, della Marca Trevigiana, a Paese. Sebbene lo Stato abbia approvato un decreto con il quale le filiere più a rischio avranno un rimborso a fondo perduto, uno dei rami aziendali che più ha contestato le direttive del nuovo DPCM è quello legato alle palestre, come in questa a Paese, dove hanno voluto tenere aperto simbolicamente per un giorno. In cui i clienti o gli amici potranno venirci a salutare e appoggiare la nostra scelta di essere sempre presenti e sul campo per quanto riguarda la salute come prevenzione. La quarantena riduce la possibilità di fare attività fisiche, sociali e cognitive. In questo periodo di pandemia, oltre al danno economico, si aggiunge il rischio di compromettere la salute delle persone. È dimostrato da studi scientifici quanto l'attività fisica è assolutamente necessaria per il benessere dell'essere umano. È da tempo perciò che le proteste sono in aumento contro le chiusure di queste attività essenziali. Lo stile di vita, lo dice anche l'OMS, è fondamentale per migliorare la prevenzione e le patologie sono il terreno fertile dove si è sviluppato di più questo virus. La possibilità che si ritorni in palestra è condizionata ad una serie di precauzioni e regole che si stanno mettendo nuovamente a punto. Nel frattempo si parla di pesanti ricadute sul sistema sanitario provocate da questa assenza di sport e movimento ormai da un anno. Aumentano obesità, ansia, depressione, patologie cardiocircolatorie, una tragedia nella tragedia. Sebbene molte società si siano organizzate con lezioni online, l'attività fisica a distanza a molti sportivi non basta. Che non è la stessa cosa perché, ripeto, manca non solo il contatto, ma anche lo sguardo, il sorriso, la parola e la vicinanza che può creare proprio quel supporto di cui le persone avrebbero bisogno. Le palestre potrebbero riaprire dal 5 di marzo, lo dice il nuovo DPCM che intanto ha confermato il Veneto in zona arancione, ne ha parlato anche oggi Zaia. A noi hanno attribuito una zona, diciamo, arancione, nonostante il nostro RConT sia stato e sia sotto l'1. Si parla di un 0,95, 0,96. Sia stata attribuita la zona arancione in virtù del tasso alto di ospedalizzazione, che ricordo oggi essere il 6° tasso di ospedalizzazione a livello nazionale. Il Veneto resta in fascia arancione probabilmente per almeno altre 2 settimane, ma sottolinea il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa, a differenza delle altre regioni che vedono una ripresa del virus, in Veneto dopo un mese di dicembre drammatico si comincia a vedere una decrescita della curva epidemica ed un calo della pressione sugli ospedali. Sull'area non critica è il vero dato, quando si cala come si sta calando in queste ore, vuol dire che abbiamo una prospettiva
di terapie intensive che sarà in calo fra 10-15 giorni. Ma non bisogna abbassare la guardia, continua a ribadire Zaia, che giudica così la decisione del governo di continuare con la chiusura dei confini regionali. Voglio anche ricordare che siamo circondati da regioni che comunque non hanno una situazione sicuramente migliore della nostra, e quindi immagino che a livello nazionale ci sia anche una visione rispetto a quello che può essere la terza ondata, che è quella che ha messo in ginocchio i tedeschi e gli inglesi. Circa la didattica a distanza, che il nuovo DPCM prevede per tutti gli alunni solo nelle zone rosse e al 50 o 75% nelle regioni gialle e arancioni, resterà invece in Veneto in virtù dell'ordinanza regionale che chiude le scuole fino al 31 gennaio. È sicuramente una sconfitta, però davanti a un tema di sanità pubblica non si può liquidare questa partita pensando che sia una questione da zotici o da rozzi localisti, perché vi ricordo che l'ordinanza io l'ho adottata per primo, per carità o sta colpa, ma vedo che l'Italia mi è venuta dietro. Oggi immagino che ci siano 2 o 3 regioni che non hanno adottato ordinanze per le scuole. Allora il 1 febbraio cosa accadrà? Accadrà quello che è giusto che accada. Se non ci sono rischi si apre, se no si valuterà lo scenario. Scuola a parte, cosa prevede il nuovo DPCM? Lo vediamo. Nuove regole e restrizioni attendono anche i veneti a partire da domani. La prima, che ha già fatto salire sulle barricate centinaia di baristi, è il divieto di asporto oltre le 18. Per una regione in zona arancione, come sarà la nostra, l'asporto rimane l'unica occasione di guadagno per la categoria. Asporto consentito invece fino alle 22 per i ristoranti, con il divieto di consumazione sul posto. Per gli spostamenti permane il divieto di andare fuori regione e fuori comune. Sarà consentito muoversi entro il proprio comune di residenza con la deroga per chi abita nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. L'autocertificazione rimane necessaria per motivare spostamenti al di fuori dei confini oppure durante il coprifuoco. Sono sempre consentiti invece gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità, sempre permesso il rientro alla propria abitazione. I centri commerciali resteranno aperti solo dal lunedì al venerdì. L'apertura dei negozi sarà invece sempre consentita fino alle 21. Si dovrà attendere fino al 5 di marzo per poter tornare in palestra, in piscina, al cinema o al teatro. Al 15 febbraio invece per poter tornare a sciare. L'altra novità riguarda i luoghi della cultura. I musei potranno aprire dal lunedì al venerdì, ma solo nelle regioni in zona gialla. Quindi il Veneto dovrà ancora attendere. E poi l'importante annuncio fatto oggi sempre a Marghera dal professor Palù, presidente di AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco, con l'avvio della ricerca sugli anticorpi monoclonali. Intervenuto nel punto stampa quotidiano del presidente Zaia, il professor Palù ha annunciato che è stata approvata la ricerca sull'uso degli anticorpi monoclonali. Essendo antivirali, vanno somministrati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, altrimenti non sono efficaci. Potrebbero essere una risorsa importantissima per curare i pazienti a casa. Quando si parla di standard di cura non abbiamo nessun farmaco ancora che sia una standard di cura, ecco, quindi, però lo può diventare perché capite, stiamo pretendendo tutto e subito. Per dire che sia uno standard di cura ci vuole una serie di studi clinici che confermano l'efficacia magari verso in un trial clinico randomizzato verso il controllo, quindi dobbiamo ancora attendere, ma ci sono buone premesse soprattutto degli anticorpi monoclonali. In attesa si è fatto il punto sui vaccini, chiarendone le differenze sostanziali, in particolare di AstraZeneca, che a suo avviso sarà approvata dall'EMA nella valutazione di fine gennaio e che, se anche in percentuale risulta meno efficace degli altri due, ha la capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. E gli inglesi lo stanno già testando. Ha dei vantaggi per quella che in inglese si chiama effectiveness, che è la disponibilità, quindi è un vaccino che dal punto di vista della distribuzione e anche della somministrazione è più maneggevole, si conserva a 4 gradi, non a meno 70 e a meno 20. Averlo a 4 gradi significa che non c'è il problema di scongelarlo, di ricostituirlo, eccetera. Quindi è un vaccino che può permettere di accelerare anche i tempi della vaccinazione. Il professor Palù si è poi espresso in merito a quella che potrebbe essere la durata del virus, che però deve tener conto di vari fattori rispetto a epidemie del passato. Io non ho
conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Questo vale per le pestilenze, per il vaiolo, per molte altre malattie contagiose che sono state delle vere piaghe per l'umanità nei secoli scorsi, ma purtroppo la situazione è cambiata, non siamo più 1 miliardo, 2 miliardi, siamo 7 miliardi e mezzo nel pianeta, con una globalizzazione intensissima, quindi quello che avviene in Cina o in Sudafrica tocca anche noi, quindi è difficile fare delle previsioni. Comunque per un virus come questo, che ha sicuramente la sua stagionalità, dovremo attendere che ci sia una mitigazione, se c'è auspicabilmente, a livello di primavera-estate, e allora vedere anche l'effetto di quelle che saranno state le vaccinazioni e anche i miglioramenti terapeutici. Intanto, proprio parlando di vaccinazione, è finita la sfida della maestra di una scuola elementare di Treviso, la famosa scuola al centro delle polemiche, la Giovanni XXIII di Treviso, la maestra No Mask, chiamata così, contraria all'uso della mascherina protettiva in aula, posizione che aveva sostenuto partecipando anche a manifestazioni negazioniste, che aveva sollevato le proteste dei genitori con tanto di sit-in, lo ricorderete, a dicembre. Il contratto è stato semplicemente non rinnovato dalla stessa scuola, che l'aveva assunta con un contratto Covid a termine previsto proprio dalle misure legate all'emergenza pandemia. L'insegnante era stata assunta autonomamente prendendola dall'elenco delle cosiddette MAD, le messe a disposizione. Quindi si chiude anche questa vicenda che tanto aveva fatto parlare. Adesso invece la cronaca che ci porta a parlare della tragedia avvenuta in A27 questo pomeriggio. Un camion che perde del materiale accosta in corsia di emergenza, un secondo che forse colpito in corsa dagli oggetti si ferma subito dietro, poi un furgoncino che non riesce a fermarsi e piomba contro il cassone del secondo camion e il conducente muore sul colpo. Potrebbe essere questa la dinamica dell'incidente accaduto oggi pomeriggio verso le 14 lungo la A27 nel tratto di Santa Maria del Piave. Vittima Mario Cerentin di Limana, 72 anni. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, i mezzi viaggiavano sulla corsia verso Treviso, quando all'altezza della curva prima del ponte sul Piave pare che il bilico in testa abbia iniziato a perdere del materiale oltre a questa cinghia rimasta sull'asfalto. Oggetti che sarebbero finiti contro un secondo camioncino, con il risultato che i due mezzi avrebbero immediatamente accostato sulla corsia di emergenza. Una manovra forse repentina che avrebbe chiuso la strada al furgoncino Caddy condotto dal Cerentin, che non sarebbe riuscito a schivare i due mezzi schiantandosi contro il cassone del camioncino. Immediati i soccorsi che purtroppo non hanno potuto fare nulla per il Cerentin, deceduto tra le lamiere contorte. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Conegliano con l'autoscala e la postrada della 27, che oltre ai rilievi ha provveduto a gestire il traffico bloccato per circa un'ora, che ha formato una lunga coda lungo l'autostrada. Mario Cerentin era un artigiano parchettista molto conosciuto a Belluno, dove la notizia della scomparsa ha destato profondo cordoglio. E poi il doppio colpo della banda della Ruspa nel mirino distributori Kuwait, prima Roncade e poi a Moto di Levenza. Io sono il gestore qua dal 2019, da settembre 2019, e questo è il quarto furto. Di nuovo in azione con le stesse modalità sugli stessi impianti della catena Kuwait. Siamo nella frazione di Vaglio di Roncade, dove la banda ha colpito intorno alle 2:40 l'ultimo colpo. Ha utilizzato questo escavatore rubato poco prima alla Nova Rente di Meolo. Ha fatto irruzione sulla piattaforma di rifornimento, danneggiando in parte anche la tettoia, e ha tentato di scardinare entrambe le colonnine del self, riuscendo però a portare a casa soltanto una delle due casseforti. Ironia della sorte, quella senza contanti, perché è adibita al pagamento con carta. Una delle due cassaforti l'hanno legata dietro un'auto e la trainavano sulla Treviso Mare. Adesso quanti danni? Non lo so, una montagna, perché qua è da rifare tutto completo, la pensilina, il chiosco, Il 10° colpo in pochi mesi della banda che, utilizzando mezzi da lavoro, in pochi minuti assalta un distributore e ne scardina le colonnine, lasciando alle sue spalle danni ingenti e abbandonando i mezzi lungo la strada. Questo è stato trovato dai carabinieri giunti sul posto, ancora acceso accanto al palo della luce. Un'ora prima la banda era a Motta di Livenza, in un altro Kuwait lungo la Postumia, stessa dinamica. L'escavatore usato per spaccare le pompe divelte e la cassaforte svuotata. Anche in questa
questa stazione la banda aveva già colpito lo scorso 2 ottobre. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo i pezzi di un puzzle molto complesso. Anche in questo caso a disposizione ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 18 dicembre scorso era stata la volta del Kuwait di Ponte della Priula, mentre qualche giorno prima, il 15 dicembre, i malviventi erano entrati in azione a Castello di Godego. Ancora un intervento dei carabinieri, questa volta per parlare di 2 operazioni antidroga. Qui ad operare sono stati i carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno individuato questo giovane trovando appunto in possesso presso la sua abitazione un buon quantitativo di marijuana. Peraltro ecco, la cosa singolare è che questo individuo reclamizzava quello che era, diciamo, la droga a sua disposizione sui propri profili social, probabilmente anche per aggirare, ecco, il fatto di non poter così contattare direttamente i propri clienti. 2 operazioni distinte dei carabinieri del comando provinciale di Treviso. La prima, il fermo di un colombiano da parte del nucleo radiomobile di Treviso in collaborazione con i militari della stazione di Villorba. L'uomo, 46 anni, è stato sorpreso nei pressi dell'aeroporto. In auto aveva 2 involucri di cocaina, 23 grammi in tutto. Si aggirava lungo la Noalese nonostante il coprifuoco ed è stato dunque fermato nell'ambito di un'operazione di controllo per il rispetto delle norme anti-Covid. Il secondo soggetto è stato trovato in possesso di marijuana. È un italiano di 26 anni. L'operazione è dei carabinieri della stazione di Borso del Grappa. Il giovane è stato denunciato in casa. Aveva, oltre alla droga leggera, tutto il materiale per il confezionamento. Usava il suo profilo social network per pubblicizzare la sua attività, probabilmente impossibilitato a comunicare con i suoi giovani clienti, viste le restrizioni del periodo e la chiusura delle scuole. Il fatto che avesse a disposizione un kit classico, insomma, composto da un bilancino di precisione e anche una notevole somma di denaro, ci fa pensare che, insomma, il soggetto fosse dedito ad attività di spaccio e probabilmente proprio in contesti giovanili. Sicuramente la nostra attività di carabinieri è un'attività non solo sul territorio, sulla strada, ma si sta orientando anche sul monitoraggio, ecco, delle principali piattaforme social, perché anche su queste piattaforme può avvenire, ecco, l'attività di contatto tra clienti e spacciatori, e quindi cerchiamo di interrompere questo circolo vizioso. Il tempo nel weekend, come ogni venerdì, ce lo anticipa il colonnello Iannicelli, il generale Iannicelli. Ancora alta pressione, ancora tempo generalmente stabile, sistemi perturbati che scorrono lontano da noi e che interessano in questo periodo soprattutto le regioni centro-meridionali italiane. È un'alta pressione però che sta attivando aree correnti, aria fredda da nord, e quindi ne risentono le temperature, ma siamo nel periodo giusto, il periodo più freddo dell'anno. Più in dettaglio prevediamo su Treviso, un po' su tutto il Trevigiano, per domani cielo in prevalenza sereno. L'aria fredda però c'è da dire che può coprire il cielo, può provocare nubi stratificate senza effetti, e questo succederà probabilmente per domenica, quindi avremo un cielo più coperto, più nuvoloso, ma senza nessun effetto. Queste caratteristiche ci accompagneranno per il resto della settimana, fino a giovedì. Giovedì avremo un peggioramento perché celerà l'anticiclone, cominceranno a penetrare, a passare i sistemi perturbati che dovrebbero portare intanto pioggia, e poi bisogna stare attenti anche alle temperature, perché come sapete aria umida, aria fredda può provocare anche qualche breve nevicata. Le temperature, dicevamo, ecco, addirittura domani mattina dovremmo avere -3, -4 gradi come minima, questo per effetto della notte serena, e poi i valori massimi non più di 5-6 gradi. Poi, diciamo, aumenteranno le minime, ma rimarranno sotto lo zero, quindi -2, -3 gradi, e i valori massimi sempre intorno ai 4-5 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. Ricordo per chi si fosse messo soltanto in contatto in questo momento che Belluno è sconvolta in queste ore dalla morte di Mario Cerentini, il 72enne noto artigiano, parchettista, purtroppo vittima del terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la A27 nella zona di Mareno di Piave. Stava guidando il suo furgone quando si è schiantato contro un tigre, quindi la notizia è rimbalzata subito evidentemente a Belluno. Una Belluno che ha anche avuto a che fare, come varie città del Veneto oggi, con la provocazione dei ristoratori di Io Apro, una provocazione che però a quanto pare in città non ha sfondato. Vediamo.
Io apro una manifestazione nata sui social, questa è la chat di Telegram dove centinaia di persone si sono iscritte per andare a bere un caffè o a cena fuori, dove però un solo locale ha annunciato la propria apertura e di fronte al fatto che gli altri non lo fanno, nello Zoldano, ai Lali, ha comunicato attraverso Marisa che rinuncia. Visto che in provincia di Belluno nessuno si azzarda ad aprire, noi lo faremo, ma non concederemo l'accesso ai clienti. Sarà una protesta silenziosa. Era stata annunciata l'adesione di 30.000 locali in tutta Italia. A quanto pare il contributo numerico all'iniziativa Io Apro da parte di baristi e ristoratori bellunesi è stata pari a zero. Nonostante un grande interesse da parte dei cittadini, molti dei quali dichiaratisi disponibili anche a correre il rischio di venire multati pur di dimostrare la loro solidarietà alla categoria, nonostante fosse stato annunciato il gratuito patrocinio da parte di legali messisi a disposizione, nonostante la sponda offerta da politici di primo piano sia a livello regionale che nazionale, l'iniziativa nei locali della montagna veneta è risultata essere un flop. In centro storico bar aperti sì, ma solo per l'asporto, a volte perfino con la coda fuori dalla porta. Disinteresse, contrarietà, disapprovazione, paura delle sanzioni? Comunque sia, dopo che tanto se ne è parlato nei media, con pagine e pagine di giornali, trasmissioni sia radiofoniche che televisive, che se ne sono occupate, la totale mancata adesione dei bellunesi è un dato di fatto. E allora torniamo per un attimo a Treviso perché dovrebbe esserci Lucio Zanato con l'accensione del flash mob che è un po' come in tutta Italia. Lucio? Sì, suona il campanone delle 20. Andrea, accendiamo? È ora di accendere le luci. Accendiamo allora. Ecco le luci che vengono accese nel locale come in tutti gli altri locali qui a Treviso, quelli che aderiscono a questo tipo di proteste. E adesso cosa succede? E adesso vediamo i nostri ragazzi che simuleranno dei clienti che appunto vengono nel nostro locale anche dopo le 18 e anche dopo le 18 possono stare in sicurezza a godersi un pasto in compagnia. Ecco, mentre noi vediamo i ragazzi che si siedono in questa sorta di flash mob, cosa pensate di riuscire a ottenere? Quello che vogliamo ottenere, che meritiamo di ottenere è rispetto. Rispetto per noi vuole dire indennizi che devono essere corrispondenti alla perdita di fatturato e non le briciole che sono andate fino ad ora, e poi soprattutto voglio dire poter lavorare, perché noi siamo abituati a meritarci quello che portiamo a casa, quindi vogliamo lavorare e guadagnarcelo sul campo, e visto che appunto a pranzo possiamo farlo non capiamo perché a cena non sia concesso. Ecco, poi facciamo vedere che c'è la solidarietà anche degli amministratori, ad esempio nella pagina Facebook del sindaco c'è diciamo così la partecipazione. Facciamolo vedere nella telecamera di Nicoletta. Gira un attimo, ecco qua. Quindi abbiamo la solidarietà? Sì, esattamente. Il sindaco Mario Conte ha appena fatto un post su Facebook in cui solidarizza con il nostro modo di fare questa manifestazione, che è un modo appunto dignitoso ma anche giusto. Abbiamo parlato anche oggi pomeriggio con il vice sindaco De Checchi, assessore alle attività produttive, anche lui ha espresso la massima solidarietà come ha fatto ieri il prefetto, e probabilmente domani comunque tutti i canali ufficiali ci daranno solidarietà per questa manifestazione di questa sera. Ecco, un'ultima cosa è quelli che dicono, quelli che ad esempio hanno invece accettato veri clienti e dicono che solo così si fa la vera protesta, cosa dite voi? Io gli dico che forse devono ritrovare un po' di lucidità, affidarsi ad associazioni come la nostra che hanno modo anche di trattare sui tavoli istituzionali, perché solamente facendo gruppo tutti assieme, non restando divisi, si può ottenere qualcosa in questa difficile battaglia. A te Nicola, se non ci sono domande. Grazie anche ad Andrea Penzo Aiello. Torniamo a Belluno, parliamo di multe, non multe legate a Io Apro, ma a sanzioni come 5 giorni di chiusura comminate al titolare dell'Enoteca Il Piacere in via Mezzaterra proprio a Belluno, dopo che ieri sera la polizia ha sorpreso al suo interno 4 avventori intenti a giocare a carte e a consumare bevande alcoliche. I 4 clienti sono stati multati a norma di legge. Medesima sorte per il bar Meris di Sedico, al quale i carabinieri hanno notificato la chiusura per 5 giorni, poiché nel primo pomeriggio i gestori alternavano la somministrazione da asporto con quella al banco. In questo caso nessun cliente è stato multato. Poi ci sono i negozi di vicinato e si è chiuso con successo il secondo bando proprio per sostenere il negozio di vicinato, sul piatto 1.400.000 euro. Sentite come. Belluno sta diventando un progetto pilota anche per il governo nazionale
e consideriamo che lo sta diventando perché siamo riusciti a mettere insieme energie e forze diverse. Io spero, io ho questa idea, il Presidente Padrin, no? Un tavolo permanente per la gestione dei tanti fondi diversi che veda insieme il pubblico e il privato in provincia di Belluno. Una battaglia del territorio per il territorio, cui presto si aggiungerà anche quella per eliminare il cosiddetto differenziale montagna per i costi sostenuti rispetto alla vita in pianura. Nato come azione di sostegno degli esercizi di vicinato, il bando finanziato dal Fondo dei Comuni di Confine assieme alle risorse della provincia è divenuto il baluardo per la difesa delle attività di tutto il bellunese. È un'azione di, secondo noi, estrema rilevanza, soprattutto in questo momento così difficile e delicato post pandemia. 1.400.000 euro hanno consentito di finanziare 65 attività economiche, per 3 delle quali con contributi fra i 70 e gli 80.000 euro. Le richieste sono arrivate equamente da tutta la provincia. Questo progetto nasce per sostenere i negozi di vicinato, per sostenere quelle attività che hanno difficoltà soprattutto in montagna, soprattutto nel nostro territorio, sapendo qual è la specificità. Se questo bando va nell'ottica di dare una prospettiva, un futuro a chi vuole fare impresa nel commercio in provincia di Belluno nei prossimi anni, credo che staremo dando il segnale più bello. Nel frattempo però il commercio fa i conti con le conseguenze della pandemia. Nel primo semestre 2020, fonte Camera di Commercio, la provincia di Belluno ha perso 547 aziende. Per il direttore della Confcommercio Belluno è ora di pensare anche a trovare risorse per sostenere le spese correnti. È tutto, la previsione del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Una massa di aria gelida di matrice russa ha puntato l'Italia. Sul nostro territorio il tempo sarà buono e il clima davvero rigido. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 16 gennaio. Sul Veneto in questa giornata le precipitazioni saranno assenti. Vedete, il tempo sarà asciutto e stabile con un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi dappertutto, solo con qualche velatura. La nostra regione però dovrà fare i conti anche con questa ondata di freddo. Le temperature minime saranno sotto lo zero, marcatamente anche in pianura, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo terso e limpido, senza nulla di particolare da segnalare. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui asciutto e soleggiato, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche locale addensamento. Temperature minime sui -8 gradi, massime invece sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.